Oggi niente lacrime, solo sorrisi. Sì, perché questo avrebbe voluto la giovanissima Beatrice Berti, la guerriera che ci ha lasciato a soli 14 anni. Tantissime persone hanno voluto stringersi nell'ultimo saluto a questa ragazza che tanto ha lottato per rendere la sua città, Bassano del Grappa, una città a misura di tutti e tutte, che tanto si è battuta per portare alta con orgoglio la sua sete di indipendenza, per far sentire la sua voglia di libertà, di anticonformismo, la sua fame di amicizia, lealtà, amore, rispetto e tenacia, su quella sedia a rotelle che è diventata la sua forza, la sua armatura. Toccanti le parole di Don Enrico Bortolaso, che ha officiato al Giardino Parolini la cerimonia assieme all'abate di Bassano Don Andrea Guglielmi. Talita cum, rialzati quando i ritardi della burocrazia sembrano fermare un momento che era tuo. Beatrice ci rialza con la gioia dei canti, con la fede che ci portiamo. Soltanto abbi fede. Tu, Beatrice, stai dormendo, ma con la tua opera ci sostieni e ci fai camminare per la strada straordinaria che hai aperto. Un amore grande quello che ha saputo dare Beatrice, un amore immenso quello di mamma Valentina e papà Andrea, dei fratellini Nicola e Giacomo. Sei luce, amore nostro, lo sei sempre stata e ora lo sarai ancora di più. E l'unica promessa che possiamo farti è che questa luce non smetterà mai, mai, mai di splendere e continueremo a ridere anche nei momenti più bui, come tu ci hai insegnato. Sostienici, Bea, perché la tua assenza pesa come un macigno, ma la tua forza sarà il nostro scudo e il tuo sorriso meraviglioso sarà il nostro motore. Vai leggera, amore. È stato un onore essere la tua mamma e il tuo papà. È stato un onore essere la tua famiglia. Ti amiamo 3000, Bea. Presenti i compagni di classe, insegnanti, la preside della scuola Vittorelli, che hanno donato un albero dedicato a Beatrice che sarà piantato proprio al Giardino Parolini. Non solo, a lei sarà intitolata un'aula della Media Vittorelli perché la sua presenza resti più che mai tangibile e il suo non sia solo un ricordo, ma un esempio di vita per ragazzi e ragazze. Ragazze e ragazzi che hanno cantato per la loro amica, che ora può correre libera e leggera. Tu, cara Beatrice, resterai sempre nei nostri cuori.